Buonasera e ben ritrovati. Il 24 marzo, quindi un mese fa, apriva il primo stralcio della variante alla statale 51 da Lemagna da La Sega a Via Carso. Dopo anni di progettazioni, di lavori, di battaglie legali, di contestazioni e modifiche anche in corso d'opera del progetto, il traforo di Sant'Augusta è diventato realtà. Un'apertura che, causa pandemia, è avvenuta anche in modo sottotono. A 30 giorni, quindi dall'apertura, facciamo il punto su quest'opera tanto attesa quanto contestata. Vi presento subito gli ospiti di questa sera e do il benvenuto al sindaco Antonio Miatto, Buonasera a tutti. a Marco Dus, capogruppo del Partito Democratico, Buonasera, grazie dell'invito. e ad Alessandro Mognol, presidente del quartiere di Sant'Andrea di Serravalle e già portavoce del comitato No Traforo ANAS Sì Alternative. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Vi ricordo che la nostra puntata è in diretta, la potete seguire anche in streaming e sulla nostra pagina Facebook, e potete commentare ponendo anche le vostre domande e le vostre osservazioni agli ospiti che avremo qui con noi stasera. Partiamo subito dalle impressioni di questo primo mese di traforo di Sant'Augusto e parto con il sindaco Antonio Miatto. Ora, sindaco, il traforo è praticabile. Che bilancio traccia di questi primi 30 giorni? A dire la verità, si temeva anche il peggio. Invece, complice il Covid, complice la riduzione della viabilità, della presenza di auto sulle strade dovute anche alle scuole chiuse, ha fatto sì che l'impatto non fosse tanto pesante. A dire la verità, abbiamo notato, specialmente nei primi giorni, una qualche colonna che si formava all'uscita a sud del traforo, diciamo dalle 7:40 alle 8:10, poca roba. È stata sufficiente la presenza di un nostro uomo della polizia locale per risolvere tutto in pochi minuti. Diciamo che l'opera in sé piace perché è fatta con tutte le cure della tecnica attuale, che può essere espressa dalla tecnica attuale, per cui è anche piacevole come opera in sé. La sua funzionalità è ancora tutta da provare, nel senso che dobbiamo aspettare che si generi un traffico normale per poter dare un giudizio finale. Abbiamo notato in questo mese che anche gli automobilisti si stanno adattando a questa nuova viabilità, cambiando i loro percorsi abitudinari. In genere la gente che mi avvicina si mostra contenta dell'opera, mi arrivano note favorevoli anche da automobilisti che provengono dai comuni, specialmente di Colle Umberto, Cappellamaggiore, Fregona, Sarmede e Cordignano, che trovano assai abbreviato il percorso, i tempi di percorrenza perlomeno dal nord di Vittorio Veneto fino alle loro abitazioni e ai loro interessi. Quindi in questa prima fase diciamo che l'impressione è buona, sufficientemente buona. Abbiamo messo in campo un primo intervento che era già previsto da sempre, cioè quello dell'inversione dello stop fra Via del Carso e Via Vittorio Emanuele, cosa che ha fluidificato. Ah, ok. Sì? Comunque diciamo... È positiva la sua prima impressione? Sì, diciamo che è positiva. Ecco, passo la parola a Marco Dus. Anche per lei l'impressione è stata positiva? Quest'opera a suo avviso dei pro e dei contro? Sì, sostanzialmente questi primi giorni sì, mi vedo
sì, ritengo che siano stati dei giorni positivi, escludendo proprio i primi 2 giorni in cui c'era ancora da mettere in campo l'inversione dello stop e magari ci doveva essere una presenza maggiore della polizia municipale, però poi insomma a queste mancanze si è sopperito abbastanza velocemente. La concomitanza con i lavori su via Riva dei Mulini credo che stia obbligando naturalmente tutti a usufruire del traforo e quindi diciamo a metterlo alla prova in maniera molto decisa, compatibilmente naturalmente con il periodo legato al Covid. Ci sono sicuramente delle criticità, come ci sono sempre quando si realizzano opere così importanti e anche così impattanti su un territorio delicato come quello della nostra città. Io ad esempio ero stato molto critico riguardo il posizionamento delle barriere fonoassorbenti, e però devo dire che una volta realizzate non le vedo così impattanti. Dal mio punto di vista, però a un punto di vista strettamente personale, non tecnico, le barriere potevano anche essere evitate, però sono state poste e tutto sommato, ripeto, non sono delle barriere così impattanti. Mm-hmm. E Alessandro Mognol, ecco, lei è contrario, come sappiamo, a quest'opera. Le chiedo innanzitutto il traforo l'ha percorso e se ha un giudizio e se conferma questo giudizio negativo. Sì, intanto al momento il traforo non l'ho percorso e non ho avuto occasione di farlo. Vedremo se lo farò più avanti anche alla luce dell'attuale chiusura di Serravalle, quindi ovviamente se si ha necessità di andare a nord rimane praticamente l'unica strada percorribile. Per il resto non mi vedo proprio d'accordo con gli altri due interventi per quanto riguarda la positività dell'opera, ovvero sia da quelle voci che ho sentito io, leggendo anche sui social. Mi pare soprattutto che in questi giorni, durante le ore di massima punta, diciamo, di traffico, quindi alla mattina, come diceva il sindaco all'inizio, ma anche a cavallo del pranzo e alla sera, si formino comunque delle code di un certo tipo e quindi un'intensità di traffico molto elevata che va a impattare sull'abitato e sul quartiere di Sant'Andrea in questo caso. E sicuramente è una situazione particolare perché abbiamo Serravalle chiusa e questo già dimostra come un'ipotesi futura di chiusura del centro storico non sia forse fattibile anche da un punto di vista urbanistico, perché questa strada, questo traforo non sembra essere in grado al momento di poter comunque sopportare un traffico di questo tipo, soprattutto nelle ore di punta. E chiaramente potrebbe essere utile una rotatoria all'incrocio tra via del Carso, via Vittorio Emanuele e via Dalmazia, come si era prospettato fino a poco tempo fa, ma al momento so che ancora non c'è nulla di concreto. Sicuramente questa potrebbe essere una soluzione. Per il resto, a fronte di una spesa di 70 milioni di euro, ritengo che i vantaggi che quest'opera dà siano effettivamente minimi. E, oltretutto servirebbe proprio un progetto chiaro su Serravalle, sentendo il quartiere, la popolazione e le attività commerciali. E dopo infatti arriviamo anche a questo tema. Faccio un passo indietro, ecco, il sindaco accennava alla nuova viabilità che è stata realizzata allo svincolo, all'incrocio tra le vie Carso, Dalmazia e Vittorio Emanuele II. Sindaco, lei ha valutato insieme alla Commissione Viabilità l'opportunità di togliere lo stop da via Carso e di spostarlo in via Vittorio Emanuele II, annunciando che questa sarebbe stata ed è una prima contromisura, ma ce ne potrebbero essere altre per eventualmente fluidificare ulteriormente la viabilità in quello snodo viario. Ecco, c'è già qualche settimana che è stato cambiato lo stop, sta funzionando, ci sono ancora criticità? Beh, diciamo così che le criticità non sono grosse criticità. Nonostante che abbia sentito che l'opera stenta a smaltire il traffico che genera, perché, ripeto, il problema, se si può considerare tale, si manifesta soltanto nella prima mezz'ora della giornata, a cavallo delle 8, il resto della giornata non ci sono problemi. Un po' di coda, più di quella che si poteva immaginare, si forma dal flusso che arriva, diciamo, dall'ospedale, da est.
perché c'è qualche macchina che vuole girare per il centro e magari rallenta un pochettino quel flusso là. Però come si può vedere da parte di tutti i giorni, la cosa è veramente minimale. Noi a Vittorio Veneto per fortuna grossi problemi di traffico non è che ne abbiamo, certo che a tutti piace non rallentare neanche e correre sempre. Questa prima soluzione l'abbiamo implementata perché è tutto da osservare, quindi sarebbe potuto anche succedere che fosse assolutamente necessario, sufficiente. Credo che questo non lo sia, mi piacerebbe che alla mattina il vigile non avesse bisogno di andare, che le cose marciassero anche da sole. Abbiamo un'altra possibilità, prima di fare opere magari troppo impegnative, Tipo la di rotatoria. obbligare a girare a destra, sì, per esempio la rotatoria, una cosa importante e anche costosa, di rendere obbligatoria la direzione est per chi arriva da Viale Vittorio Emanuele, in modo tale che invece che aspettare allo stop vada a girarsi alla rotonda del Vittoria. Anche l'impossibilità di girare su via Vittorio Emanuele da chi proviene da via Dalmazia per andare a girarsi sulla rotatoria di uscita del traforo potrebbe essere un qualcosa che permette al traffico di essere sempre fluido e sempre in movimento senza arrestarsi mai. È un tentativo che magari lo faremo più avanti quando avremo una visione più precisa della situazione, perché è vero adesso Serravalle è chiusa, ma la vera prova l'avremo con l'apertura delle scuole e la vera prova provata l'avremo quando avremo i rientri domenicali nella stagione in cui tutti potranno tornare a muoversi, e voi sapete che i problemi erano soprattutto della domenica pomeriggio. Quindi stiamo un pochettino a vedere, vediamo di dosare gli interventi successivi in base alle reali necessità, senza fasciarsi la testa prima, non vale la pena, anche perché non sono cose di poco conto l'affrontare la realizzazione di una rotatoria. Ecco, lo accennavate tutti prima, 2 settimane fa si è aperto anche un cantiere a Serravalle lungo la riva dei Mulini, quindi via da Camino, che è stata chiusa al transito delle auto, quindi per chi soprattutto da nord è diretto sud, l'unica via per raggiungere dalla Vallapisina ad esempio il centro città è ad oggi, e fino a quando il cantiere di via da Camino non sarà concluso, il traforo di Sant'Augusta. Alessandro Mognol, ecco, lei che è presidente del quartiere di Serravalle e di Sant'Andrea, lo accennava prima, in questi giorni lo abbiamo toccato con mano che il traffico viario per il centro storico è inevitabilmente diminuito, i commercianti sono preoccupati tra Covid e anche questa riduzione del traffico che porta a una minore presenza di persone e anche di potenziali clienti per il centro storico. Il traforo è stato aperto, ecco ora che ragionamenti a suo avviso bisognerebbe avviare per il centro storico? Sì, con questi lavori di fatto vediamo un centro storico che quindi è quasi pedonale, tra virgolette, nel senso che c'è solo un traffico interno legato a chi ci abita e a chi usufruisce delle attività commerciali. Chiaramente il centro storico di Vittorio Veneto, di Serravalle, è sempre stato oggetto di passaggio d'auto ed erano queste che portavano anche benefici dal punto di vista economico per le attività presenti. Questo anche per la sua conformità alle sue caratteristiche. Dall'altro punto di vista, chiaramente, il traffico per Serravalle era impattante ed è ovviamente impattante per gli edifici storici e l'importanza che questi hanno. Quindi questo è sempre stato il dilemma su Serravalle. Quello che ritengo, quando si arriverà in una situazione di normalità, che vuol dire uscire da questa situazione di crisi legata al Covid, vuol dire quindi riprendere una vita più o meno normale e riaprire il centro storico, ritengo sia fondamentale confrontarsi con i cittadini, con chi ci abita, con chi ci lavora. Ho avuto modo di parlare in questo periodo anche attraverso i social con persone di Serravalle e del quartiere, e penso che fondamentale sia avere un'idea futura, generale, globale per la riqualificazione di Serravalle e il suo rilancio anche dal punto di vista turistico. È importante che se si decidesse per un futuro di qualche tipo di pedonalizzazione parziale, totale di Serravalle,
e questo sia una decisione presa insieme a tutti i cittadini, a chi ci abita e permetta a Serravalle di tornare a vivere come un tempo. Quindi aspettiamo, però ritengo fondamentale un confronto su questi temi con tutti gli abitanti del quartiere. E Marco Dus, lei è pro o contro pedonalizzazione del centro storico? Non credo tanto sia la questione pro o contro la pedonalizzazione, credo piuttosto che sia da trovare degli strumenti da mettere in campo per, come si è già detto, incentivare e promuovere Serravalle, ma in generale Vittorio Veneto. Noi abbiamo già fatto una proposta all'amministrazione che credo discuteremo in uno dei prossimi consigli comunali riguardante lo spostamento del mercato proprio all'interno del centro storico per tentare, quantomeno anche in via sperimentale, di capire se questa proposta qui possa generare un flusso di frequentazioni, soprattutto da fuori Vittorio Veneto, anche nel centro storico. Il traforo ci consente di modulare il traffico, quindi eventualmente non di pedonalizzare completamente, ma ad esempio di consentire comunque l'accesso su via Casoni, e sarebbe un intervento fondamentalmente a spesa zero, comporterebbe naturalmente un certo tipo di logistica, però crediamo che possa essere una prima proposta, idea per appunto venire incontro a quelle che sono le esigenze sia di chi lavora in Serravalle, ma in generale per tentare di smuovere un po' questa situazione stantia che il Covid ha creato in centro storico. Infatti la nostra proposta è riportare i mercati nei centri storici, quindi non solo il mercato del centro a Serravalle, ma anche il mercato, quello, tra virgolette, chiamato del contadino a Ceneda. Vedremo nel prossimo Consiglio Comunale come verrà discussa questa nostra proposta. E quello di Serravalle quindi lo vedreste bene di nuovo con i banchi nelle piazze, Piazza Flaminio, Piazza Vicelio, o allargandosi anche su via Casoni? Sì, adesso non saprei esattamente, però credo che potrebbe essere assolutamente plausibile anche un allargamento su via Casoni, compatibilmente appunto, come ho detto prima, con l'idea comunque di rendere via Casoni transitabile. Ora non so quanto occuperebbe l'attuale mercato spostandolo completamente su Serravalle. Credo però che modulando, magari operando per stralci, si possano fare appunto delle sperimentazioni per capire se la cosa può funzionare oppure invece no, insomma. Ed è un intervento, ripeto, che fondamentalmente non costa nulla per l'amministrazione. Ecco, Sindaco, passiamo alla palla a lei. Cosa ne pensa di questa proposta del Partito Democratico? E poi le chiedo anche quali ragionamenti la sua amministrazione ha avviato per il futuro di Serravalle alla luce dell'apertura del traforo. Guardi, lo spostamento del mercato su Serravalle ci trova assolutamente d'accordo, fa anche parte del nostro programma elettorale. Quindi in questo senso mi sento di condividere l'idea di portare il mercato su Serravalle. Ci ritroviamo anche spesso a parlare dell'argomento, però non nego che ci sono dei problemi, nel senso che negli anni i banchi del mercato sono diventati mezzi pesanti molto grandi, molti banchi hanno assunto dimensioni tali per cui disporli all'interno di Serravalle mantenendo il grado di sicurezza oggi necessario, indispensabile, che è quello del poter passare anche con le ambulanze, anche con i soccorsi, eccetera, fa sì che non sia facile fare fisicamente il passaggio. La volontà di farlo c'è. Tant'è che stiamo interloquendo anche con tecnici che fanno esclusivamente questo lavoro di organizzazione di mercati, perché ci ritroviamo con i commercianti che non vorrebbero spostarsi dalle attuali posizioni. Non è questo il problema, il fatto è trovare un posto fisico che li possa accogliere nella totale sicurezza. Ci stiamo lavorando, ci sono delle idee
che noi pensiamo di non sposare, che sarebbe quello di portare il mercato sì su Serravalle, ma sulla strada esterna, diciamo, da Rito al Cementi fino al Duomo, ma se facessimo quella disposizione là, sì, sarebbe verso Serravalle, ma non ne vorrebbero le varie attività commerciali all'interno della cerchia delle mura. E quindi sarebbe inutile fare uno sforzo del genere, bisogna cercare di portarlo all'interno delle mura, come era una volta, però i mezzi sono cambiati, i tempi sono cambiati, non è vero che non ci sarebbero spese da parte del comune, ma le faremo volentieri, perché nel momento in cui si prendesse una decisione del genere bisogna anche infrastrutturare l'interno delle mura con disponibilità di corrente elettrica, con delle particolari colonnine che sorgono dalla strada e che offrono la disponibilità di corrente elettrica per non vedere motori accesi, per non avere aspetti negativi assolutamente non accettabili all'interno di Serravalle. Quindi la volontà c'è. Direi anche che invece che accapigliarsi per decenni, facciamo il traforo o non lo facciamo, che alla fin fine era una cosa inevitabile, visto che la statale 51 di trafori ne ha fatti tanti, è stata rinnovata in tutta la sua lunghezza, prima o dopo sarebbe toccato anche a noi. Era meglio concentrare i nostri sforzi a progettare motivazioni sufficienti per non vedere Serravalle soffrire di questa mancanza di traffico, perché tutte le cose hanno due aspetti, no? Positivo e negativo. Il traffico porta economie e porta anche disturbo. Bisognava studiare un po' di più su questo l'aspetto delle cose. E oltre al possibile ritorno del mercato ci sono altri ragionamenti che sono in corso come amministrazione? Proprio, abbiamo visto anche le immagini di questi giorni, insomma Serravalle di fatto si presenta vuota tra il Covid e poche out. I lavori in corso, e scuola chiusa, scusi, per forza che ha questo aspetto bellissimo, ma certamente non vitale. Sì, noi abbiamo un carnet di eventi che è molto, molto ricco, che non si possono fare, che vengono spostati continuamente in avanti. Abbiamo in partenza anche un ulteriore cantiere per finire di fare il piano terra del Palazzo Todesco, perché sarebbe sede di ulteriori mostre e attività varie di stampo culturale. Abbiamo diversi appuntamenti già definiti come data, con appuntamenti importanti di richiamo. È chiaro che adesso che abbiamo anche questa possibilità di chiudere il centro al traffico, vedremo di usufruirne di questa possibilità, cercando di dosarlo, perché non si può certamente fare una chiusura totale generalizzata, una nuova ZTL all'improvviso. Faremo delle prove, faremo anche noi, cresceremo anche noi, no? Certo. E sempre alla luce di quel po' di esperienza che man mano si va avanti nel tempo ci può arricchire. E Alessandro Mognola, ecco, come presidente del quartiere, cosa ne pensa di un possibile ritorno del mercato dentro le mura di Serravalle? Sì, sicuramente può essere un'idea valida da valutare in ogni dettaglio, nel senso che se personalmente non ho affrontato la questione, ho letto sui giornali la proposta, può essere valida da valutare con tutte le realtà anche presenti su Serravalle per capire se può essere una cosa realizzabile e utile per tutti. Ecco, lei è presidente anche del quartiere di Sant'Andrea, abbiamo prima toccato la questione viabilità di via Carso, le impressioni un po', c'è un aumento di traffico anche verso la chiesa, verso diciamo la parte quindi abitata di Sant'Andrea, un po' ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini? Sicuramente contestualmente con la realtà attuale di chiusura di via da Camino, il traffico è aumentato molto sul traforo e quindi anche su via Carso in questo caso da e verso la chiesa, ovviamente per poter passare Serravalle è necessario dirigersi verso la rotatoria di via Carso del traforo. Quindi il traffico è aumentato su una zona abitata, su una strada comunque stretta, una strada comunale, perché dalla rotatoria verso la chiesa la strada è rimasta quella,
Ricordiamo che la chiesa è un bene storico della città, è la più antica e sicuramente un aumento del traffico come sta avvenendo ora non è d'aiuto per il suo mantenimento, oltre ovviamente a peggiorare la qualità della vita di chi ci abita. Chiaro che questo succedeva anche prima, mi può dire uno a Serravalle, perché il traffico passava di lì. Purtroppo quello che vedo io è che questa strada, per come è stata fatta, non fa altro che spostare un problema da una parte della città ad un'altra. Pensiamo in futuro anche all'ipotesi di dover ampliare, che ho letto sui giornali in questo periodo, anche il campus scolastico, in seguito al vecchio progetto esistente, vorrebbe dire aumentare ulteriormente il carico di studenti, quindi di traffico veicolare sull'area, che già è molto provato attualmente, ancora prima del traforo e adesso ancora di più. Quindi ritengo sia necessario rivedere la problematica urbanistica del traffico e di viabilità su tutta Vittoria con un piano generale e non andare a spot e quindi a tentativi. Ci vuole un'idea chiara. Abbiamo visto anche cosa è successo poco tempo fa su via Oberdam, in un altro quartiere. Andare a tentativi non fa bene, anzi rischia solo di spendere soldi inutilmente. Ecco, abbiamo parlato dello svincolo sud, un accenno anche a quello nord in località La Sega. Sono emerse negli ultimi giorni varie perplessità da parte dei residenti della zona nord, soprattutto per l'assenza di passaggi pedonali e accessi sicuri per i pedoni che si trovano a transitare lungo la statale nel punto in cui c'è l'imbocco della galleria. Sindaco, le ha raccolti anche lei questi timori e c'è in prospettiva un qualche intervento da parte di ANAS per mettere in maggiore sicurezza i pedoni? Beh, guardi, il lavoro non è finito, il lavoro è stato completato, adesso funziona. Molti particolari siamo riusciti ad anticiparli proprio nell'ultimissima fase prima dell'apertura, perché c'erano delle criticità rimediabili e l'abbiamo fatto. Resta da fare ancora, non dico molto, ma molti sono i particolari che vanno migliorati. Quelli che dicevi tu, ma non solo, a sud manca ancora l'incremento della superficie a parcheggio per recuperare i parcheggi persi con la rotatoria. Già lunedì, per esempio, funzionari ANAS saranno a Vittorio Veneto proprio per andare avanti con questi particolari, chiamiamoli di rifinitura. Chiaro che provando poi le cose si vedono anche meglio, no? Su come sia meglio poi ovviare un processo che sta continuando, sempre meno impattante, andrà a finire che questi particolari saranno risolti. E Marco Dus, c'è chi ha sollevato anche perplessità proprio per lo svincolo nord, un po' la rotatoria posta soprattutto per chi arriva da Porta Cadore con questa subito dopo una curva. Sentori che lei ha raccolto come consigliere comunale da chi risiede a nord, ce ne sono? Sì, è chiaro che, cioè, come ha detto lei, la problematica è legata alla mobilità leggera, quindi pedoni e ciclisti che sono rimasti un po' a piedi, come si suol dire, per quanto riguarda la non realizzazione di una pista ciclabile all'interno del traforo, e magari poteva essere l'occasione per realizzarla, visto che non c'è un attraversamento nord per le biciclette o per i pedoni. Questo era un tema che era stato sollevato ancora, mi ricordo, all'inizio del 2014, però ANAS ci ha sempre risposto che non è che progetti e realizzi piste ciclabili, ma si occupa esclusivamente di strade. Per quanto riguarda la zona nord, mi permetto di fare un appunto su via Roma, che in questi giorni viene utilizzata più di quanto si possa pensare, appunto visto che ne è consentito naturalmente l'utilizzo, e già è in una condizione abbastanza degradata, soprattutto in alcuni punti, e sappiamo che è una via molto, molto delicata, e il passaggio continuo di auto su via Roma stanno creando sicuramente dei problemi che dovremo curare, anzi che l'amministrazione dovrà curare in futuro. A questo si aggiunge appunto come vediamo ora dalle immagini, il transito dei ciclisti, e
e questo sia un problema di sicurezza che anche personalmente ho visto più volte e riscontrato, perché non molti ciclisti scendono su via Roma con la bicicletta a mano e quindi si trovano un'auto in salita, auto parcheggiate, insomma la situazione è un po' pericolosa. Ecco, l'occasione della chiusura di queste settimane, anzi probabilmente di questo mese e mezzo, vedremo quanto dureranno poi i lavori. Dicevo, l'occasione di chiusura poteva magari suggerire anche l'idea di sistemare via Martiri, che anche quella è abbastanza danneggiata dal passaggio delle auto. Quindi probabilmente in futuro dovremo chiudere nuovamente Serravalle per mettere mano ai San Pietrini, che sappiamo essere gravemente danneggiati. Ecco, l'ultima sì, cosa, io credo che l'intervento per quanto riguarda invece l'area a sud dello stop sia un intervento che nel breve periodo e anche dal punto di vista economico, e se vogliamo anche dal punto di vista di analisi dei flussi di traffico, possa rispondere alle esigenze attuali. Io ricordo che uno degli ultimi provvedimenti dell'ex giunta Tonon fu quello di lasciare scritto appunto che ci doveva essere uno studio invece legato alla realizzazione di una rotonda tra via Virgilio e via Carso, quindi spero che lì prima o poi si riesca a trovare la quadra per realizzare questa famosa rotonda, insomma. Ecco, nel frattempo a proposito di ciclisti ci arrivano anche dei commenti da parte dei telespettatori che confermano che molti sono indisciplinati, non solo in via Roma vanno contromano, ma sindaco, c'è anche chi percorre in bicicletta il traforo. Vuoi ora perché via da Camino è chiusa e chi da nord è diretto a sud non vuole percorrere a piedi contromano via Roma, ma c'è anche chi imbocca da sud il traforo ed è diretto a nord pedalando. Addirittura c'è chi ha testimoniato di aver visto anche gente camminare, quindi farsi la passeggiata dentro la galleria del traforo. È un malcostume che è anche una questione di sicurezza, insomma. Sì, ma hai poco qua da regolare e disporre le cose se poi uno non ci bada, no? Poi magari se vai a sanzionare sei pure cattivo. Lo so, in via Roma, biciclette a mano, proprio perché non si parla ai professionisti, si parla all'utente medio della bicicletta, è un po' pericoloso scendere per quel codo là, no? In sella alla bicicletta. Nonostante le raccomandazioni, nonostante i divieti, come vedi, la gente poi fa un po' quello che vuole. Avevo suggerito ad Anas anche sulla curva ingresso nord che mette sulla rotatoria di aggiungere anche dei lampeggianti talli che alzino il tono dell'attenzione di chi ci arriva, perché se uno non conosce il posto non sa che alla curva segue una rotatoria abbastanza invisibile nel primo approccio. A sud si parlava della rotatoria e della raccomandazione che negli ultimi 3 giorni dell'amministrazione Tonon è stato fatto per realizzare una rotatoria nell'intersezione Casso Dalmazia Vittorio Emanuele, però io dico anche che non sempre le ciambelle si riescono a fare col buco, vengono col buco, però quando si cambiò il progetto dell'uscita di via Virgilio riducendolo a via del Carso e facendo risparmiare molti milioni ad Anas, forse quello era strategicamente il momento per pretendere l'opera di mitigazione che fosse quella rotatoria là, che non costerà meno di $500,000 se proprio dovremo realizzarla, la realizzeremo, ma certo è un sacrificio per la città, è forse il momento strategico per chiederlo in cambio della minor spesa richiesta, forse era quello. Oggi io sto continuando a tampinare chi di dovere, prima o dopo spero di portare a casa anche qualcosa, però in questo momento qua, opera finita, passata la festa, gabbato lo santo, no?
è probabile che dovremo arrangiarci. Quindi intanto ci dobbiamo accontentare e sperare che queste piccole azioni anche di tutela della mobilità debole, tipo a nord i passaggi pedonali o a sud, come diceva il parcheggio, vengano realizzati. Un po' alla volta, anche in base all'esperienza. Io non vorrei essere noioso, ma ogni volta che mi ospitate nella tenda TV io faccio una qualche raccomandazione, no? E quindi in questo caso dico: smettetela di fare i cretinetti, non andateci dentro a piedi in bicicletta, fate la via Roma con un po' di prudenza, sono pochi, differenze di un minuto, non vale la pena dopo fare in modo che succeda anche l'incidente o il dispiacere. Alessandro Mognola, abbiamo parlato a lungo dello svincolo sud di Via Carso, però l'opera come traforo, come variante, impatta, incide anche su altro territorio del quartiere di Sant'Andrea, quindi Rindola, tutta la zona dietro la piazza di Sant'Andrea. Lì ricordiamo che a Borghel anche un gruppo di residenti erano stati sfollati dalle loro abitazioni, sotto le quali è stato scavato il tunnel. Ecco, ora a traforo aperto, quali sono le sensazioni che si respirano lì? Perché anche un tempo, insomma, prima della strada e del cantiere c'era una quiete che ora, insomma, il cantiere non fa più rumore, ma saranno le auto. Sicuramente adesso non è più il cantiere, ma perché è in fase, diciamo, di chiusura, speriamo. Sono le auto che fanno rumore, che comunque portano il loro traffico con tutto ciò che ne deriva, inquinamento acustico, inquinamento dell'aria, eccetera. E al di là dell'impatto visivo che ha l'opera. Questo sicuramente di quello che ha comportato la realizzazione di questo cantiere, quindi grossi disagi per gli abitanti di Borghel, ma non solo, ma per tutte le abitazioni a ridosso in particolare della trincea, perché è una trincea veramente importante e impattante. Spero che venga gestito bene il problema, ad esempio, delle acque, perché so che ci sono delle turbine sempre in azione, perché il problema dell'acqua che scende da Piedella è molto importante. Chi abita in queste zone sa bene che la quantità di acqua che arriva, soprattutto quando ci sono le grandi piogge, è molto consistente, molto importante, e quindi bisogna riuscire a gestirla per non avere, penso, problemi poi strutturali o comunque legati all'impatto sull'opera. Sì, c'erano stati anche, se non sbaglio, degli allagamenti di Via Carso nei mesi scorsi, l'autunno, che era finito sì, leggermente sott'acqua, insomma. Quello in fase di completamento dei lavori, mi immagino ci potesse stare, nel senso che erano i lavori in corso d'opera. Ora vediamo con la rotatoria che è stata realizzata in contropendenza, e quindi sicuramente non il massimo, quando ci saranno le prime grandi piogge, come reggerà l'opera, quindi se ci saranno ancora allagamenti o quant'altro. Quindi stiamo a vedere come proseguirà la faccenda. Ecco, si parla anche di un secondo stralcio del traforo, non si sa se è destinato a rimanere nel libro nei sogni oppure possa vedere la luce come questo primo stralcio. Sindaco, su questo proseguo del traforo da Rindola verso l'ospedale di Costa c'è qualche novità, qualche aggiornamento? No, novità, aggiornamenti non ce ne sono. È vero che ANAS ha proceduto a fare delle prospezioni con delle perforazioni per valutare bene cosa si troverà sotto la collina della Salute, e quindi ha provato anche a ipotizzare dei percorsi per connettere l'uscita dell'attuale traforo con un qualche punto oltre la rotatoria dell'ospedale. Ne ho visti 3 di disegni, erano abbastanza poco credibili, nel senso che era proprio delle prime ipotesi che sono state fatte. Credo che i tempi di realizzazione siano molto molto lunghi, quindi dobbiamo cercare di valutare la realtà così come sta e cercando di attrezzarci per molti anni, ecco, per conviverci con molti anni. Il traffico che è aumentato a Sant'Andrea, spiace per i residenti naturalmente che erano più tranquilli prima,
però ogni auto che passa per Sant'Andrea è un'auto in meno che passava prima per Serravalle, quindi è un po' una suddivisione dei compiti e dei fastidi. Diciamo così che ogni opera porta dei pro e dei contro, dei benefici e dei problemi. Non mi pare che per adesso siano grandissimi i problemi che ha portato quest'opera. Comunque, ripeto, bisognerà valutare nei prossimi mesi. Certamente alla fine dell'estate avremo un quadro anche più completo, perché avremo provato anche il traffico di rientro dalla montagna, che è quello forse più consistente. Marco Dus, ecco, Vittorio Veneto può dirsi soddisfatta di questo primo stralcio o è necessario ora spingere verso il proseguo fino all'ospedale? Sì, io personalmente ho sempre creduto che l'opera avesse un senso e acquisisse un valore vero con la completa realizzazione, non quindi solo con il primo stralcio, ma con con il secondo stralcio. Adesso quindi ci troviamo ad avere un'opera sì importante e che finalmente è stata realizzata, ma che deve continuare, perché sennò altrimenti non possiamo parlare di circonvallazione assolutamente. Ci eravamo impegnati molto con l'allora governo in carica e in particolare con il ministro Del Rio per il finanziamento del secondo stralcio. Mi ha fatto piacere che ANAS durante l'inaugurazione abbia detto che il secondo stralcio in qualche maniera sta andando avanti, seppur con tutti i limiti e le lentezze di Roma, come conosciamo. In realtà abbiamo visto anche in questo caso qui che ci è voluto molto di più a progettare, a pensare, a litigare sul traforo che poi a realizzarlo, perché poi in realtà la realizzazione in sé, seppur complicata, è stata anche tutto sommato veloce, mi viene da dire, considerando che abbiamo passato gli ultimi 54 anni, se non di più, a discutere su questo traforo. Quindi io così sono una persona ottimista e quindi spero che il secondo stralcio verrà realizzato il più presto possibile, quantomeno. Ecco, Alessandro Mognol, lei, visto anche il suo passato di anima e voce del Comitato No Traforo ANAS, sì, alternative, ora per questo secondo stralcio, se ci sarà, secondo lei si prospettano nuove tensioni, nuove prese di posizioni, o anche per lei è una soluzione, un proseguo inevitabile fino all'ospedale? Il secondo stralcio ne abbiamo parlato sempre negli anni come comitati. Ritengo che il danno sia stato fatto ancora con quest'opera qua, quindi nel 2005, quando ci fu l'opportunità, dopo che la sovrintendenza bocciò il secondo stralcio, di fermare l'opera, perché vediamo oggi cosa vuol dire un'opera fatta a metà, vogliamo più danni che benefici. Purtroppo all'epoca l'amministrazione Scottà decise di proseguire con quest'opera e ci ritroviamo alla fine oggi, dopo una serie di amministrazioni di colori diversi, ad avere quest'opera. Onestamente è chiaro che inizialmente l'opera fu pensata come tangenziale, parliamo però degli anni 90, quindi una realtà, un periodo che quasi 30 anni fa, che aveva una realtà urbanistica diversa, si pensava a uno sviluppo della città molto più diverso di quello attuale, quindi Vittorio in realtà ha perso abitanti negli ultimi anni, è diminuita, il traffico non è aumentato considerevolmente. E quindi parlare oggi di un secondo stralcio che in ogni caso, se vedrà la luce, lo vedrà forse fra 30 anni, ritengo che, questo è un mio parere personale, onestamente penso che sarebbe il caso di fermarsi qua, perché io ho avuto modo di vedere qual era il progetto del secondo stralcio inizialmente ipotizzato per arrivare all'ospedale. Prevedeva una strada in trincea, sopraelevata, un altro traforo, un'altra spesa che si girerà oggi attorno ai 70-80 milioni di euro, con un impatto devastante sull'area. Ricordiamo che è una delle ultime aree verdi della città, la conca di Sant'Andrea, della Pieve di Bigonzo. Onestamente, per i pochi vantaggi che potrebbe dare, quando abbiamo un'autostrada sottoutilizzata, che facendo anche due rapidi calcoli con Google, se uno vuole, con Google Maps, prendendo Vittorio Nord, uscendo Vittorio Sud, sono 3 minuti di autostrada, in altri 5 minuti siamo in centro città. Onestamente non vedo la necessità di avere un'altra tangenziale a destra.
Ecco, ci abbiamo verso la fine per rimanere, non parliamo di traforo, ma parliamo comunque di ANAS e sempre di statale. Se, come avete detto, ci sarà un secondo stralcio, saranno decine e decine di milioni di euro da impegnare per realizzare questo secondo tratto da Rindola all'ospedale. Però, sempre a Vittorio Veneto, in Vallapisina, in Fadalto, c'è un tratto di statale che tuttora è interessato da frane negli ultimi anni più volte, è chiuso di notte e aperto di giorno a senso unico alternato e quindi ad esempio per chi abita a nord l'autostrada al momento dopo le 22 è l'unica via per raggiungere casa. Sindaco, lì da ANAS ci sono novità per una riapertura della strada a doppio senso H24? Per altri motivi ho parlato anche oggi dell'argomento. Ai nostri occhi sembra che la strada adesso sia sicura, si tratta che occorre che qualcuno in ANAS firmi che si può riaprire nelle due direzioni H24. Non credo che siano lontani dal farlo e noi stiamo premendo continuamente perché lo facciano. Può anche essere che succeda qualcosa fra non molto. Quindi attendiamo fiduciosi. Con Marco Dus noi speriamo di farcela. Ecco. Quello che sta vivendo ora l'amministrazione comunale l'ha vissuto anche l'amministrazione Tonon nel 2017 quando si era verificata l'altra frana. Un po' più veloce, dai. Scusi? Un po' più veloce stavolta. Ecco, Marco Dus, questo ennesimo stop, c'è necessità di un intervento che sia risolutivo per questo versante che continua a franare? Risolutivo la vedo veramente difficile, nel senso che conosciamo ormai, credo tutti abbastanza bene, quel territorio lì e che quindi quelle colate detritiche credo che si verificheranno anche in futuro. Quello che trovo abbastanza assurdo percorrendola 2 volte al giorno quella strada è che ci sia aperta appunto durante il giorno e non ci sia presidio di alcun tipo e invece sia chiusa di sera. Non riesco a capire quale possa essere la differenza di aprirla anche durante dopo le 20, dopo le 22. All'inizio si era detto che la strada doveva essere presidiata, invece così non è, almeno io non ho mai visto nessuno star lì a controllare che venga giù una frana, quantomeno. E quindi l'auspicio, almeno come prima azione di ANAS sul territorio, è che almeno questo tratto di statale venga riaperto H24 al più presto, in vista Assolutamente anche sì. della stagione estiva e forse anche di una ripresa post-Covid e quindi il ritorno un po' alla normalità con le uscite e le gite fuori porta verso la montagna. Bene, siamo giunti in conclusione di questa puntata. Ringrazio i nostri ospiti, il sindaco Antonio Miatto, il capogruppo del PD Marco Dus e il presidente del quartiere di Serravalle e Sant'Andrea Alessandro Mognol. Grazie a voi. Ringrazio anche Federico Campodall'Orto che ha curato la parte tecnica di questa puntata che potete rivedere come tutto il resto della programmazione della Tenda TV sul sito www.latendatv.it. Io vi ringrazio, vi do appuntamento ad una prossima puntata e buona continuazione di serata con la programmazione della Tenda TV.